Cambiamo ora argomento perché è stato presentato il rapporto annuale sull'andamento dell'economia regionale curato da Unioncamere. I dati parlano di una variazione positiva del PIL pari all'1,9% che dovrebbe consolidarsi nel corso del biennio 2016-2017. Tra le prospettive collocherà di nuovo il Veneto tra le regioni traino dell'economia italiana. Saranno ancora le esportazioni la principale leva di sviluppo con una crescita che dovrebbe assestarsi al 5,4%. Leggera crescita anche per i consumi delle famiglie in Veneto che dovrebbero aumentare dell'1,7% grazie all'auspicato aumento dell'occupazione e ad un effetto positivo dei turisti stranieri in visita a Expo Milano. Occhi puntati poi sulla digitalizzazione, passaggio imprescindibile per lo sviluppo produttivo e per l'ingresso in nuovi mercati. Nella graduatoria delle regioni italiane il Veneto purtroppo è 10° per livello di digitalizzazione dei cittadini, 8° per le imprese, 6° per le amministrazioni locali. Le imprese quindi dovrebbero percepire che la rete è uno strumento fondamentale per sviluppare l'attività produttiva e commerciale.